tra le più belle vette delle Dolomiti, la Marmolada, il Civetta, il Pelmo e le Tofane. Ti aspettiamo al Rifugio Padon. Se ami scalare, passeggiare in quota, conoscere la storia delle trincee della Prima Guerra Mondiale, gustare i piatti tipici della montagna, riposarti al sole sulla terrazza, a piedi dal Passo Fedaia in 40 minuti o ancora da Arabba o dal Pordoi. Rifugio Padon, con telefono 72 20 02. Tutte le sere alle 23:30 Time Midley by Atos. Porchetta? Ci sono porchette e porchette. E poi c'è l'originale porchetta delle Dolomiti. Profumo e gusto. La riconosci subito. È la regina della tavola. L'originale porchetta delle Dolomiti lavorata a mano. La trovi al San Martin in località La Muga, lungo la regionale 203 a Gordina, tra Belluno e Agordo. E a Bastia dal Pago, al ristorante Pizzeria Beio. La porchetta delle Dolomiti la trovate anche da asporto sottovuoto, intera, a tronchetti o affettata. Potete assaporarla all'interno di un panino o abbondantemente distesa sul piatto. Evviva! L'originale porchetta delle Dolomiti anche per chi è intollerante al glutine. Info 333 143 24 68. Amore, lo sapevi che all'Emporio del Mobile Interior Design se compri una cucina ti regalano il top ingresso in quarzo? Sì, amore, cambiamo anche il living, così mi regalano il TV 55 pollici Hisense. Fissiamo subito un appuntamento. Emporio del Mobile Interior Design, via Vittorio Veneto 262, Belluno. Promozione valida sull'acquisto di una cucina del valore minimo di 4.900 euro IVA esclusa e living dal valore minimo di 1.900 euro IVA esclusa, valido fino ad esaurimento scorte. La rassegna stampa, dal lunedì al sabato alle 8 del mattino, dal 1983. Buongiorno da via Paris Bordone a Taibona Gordino. In primo piano la cabinovia di Socrepes, quest'oggi le minacce ad un cappio, ne fa l'apertura il Corriere delle Alpi. Una scritta attaccata alla corda, equipaggiamento riservato per il macchinista e per il capo servizio. Immediata la denuncia di Simico, lo definisce gesto vile, gesto oltraggioso dal cadore da Cortina. Barbara Paolazzi. Minaccia all'impianto Pollonio Socrepes, Simico, non ci fermeremo. Per le 3 radio, Barbara Paolazzi. Non c'è pace per il nuovo impianto, la cabinovia Cortina Pollonio Socrepes. L'ultimo episodio risale a poche ore fa, quando all'interno della stazione di Valle è stato rinvenuto un cappio accompagnato da un messaggio minaccioso e intimidatorio. Non appena accertata l'intrusione, quindi illecita, all'interno del cantiere dell'impianto, i tecnici Simico hanno subito allertato le forze dell'ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili dell'episodio. Subito è pronta anche la reazione di Simico. Si tratta, dicono in una nota ufficiale, di un gesto vile e oltraggioso, di una minaccia vergognosa che condanniamo con la massima fermezza. Esprimiamo piena solidarietà a tutte le persone che hanno lavorato e lavoreranno in questo impianto. Quanto accaduto è inaccettabile, ma non ci farà arretrare di un solo passo. Proseguiremo con determinazione verso la messa in esercizio dell'opera, nel rispetto della legalità, della sicurezza e dell'interesse pubblico, dichiara Simico in una nota. Sempre Simico ha diffuso anche un'immagine del cappio che presenta un cartello attaccato con la frase equipaggiamento riservato per il macchinista e per il capo servizio. Simico, conclude la nota diffusa nel pomeriggio, rinnova piena fiducia nell'operato delle autorità competenti, auspicando che i responsabili vengano individuati al più presto. Continuerà la società a collaborare con gli investigatori, confermando il proprio impegno a garantire regolare proseguimento dei lavori in un clima di sicurezza e rispetto per tutti i lavoratori. Da Borgo Valbelluna la morte di Gaia, ne parla il Corriere delle Alpi, ricordando che stanno arrivando i primi avvisi di garanzia. Da Auronzo lo sloveno salvato a mezzanotte sulle Tre Cime, costa caro questo salvataggio, viene presentato il conto, la tragedia, prete animatore di 16 anni morti, si fa riferimento all'incidente, al grave incidente di ieri, lungo la Pedemontana. Guardia di Finanza, frodi fiscali anche nelle opere legate al PNR, l'ultimo titolo del Corriere delle Alpi, che poi è l'apertura del Gazzettino, che infatti in prima pagina quest'oggi riporta proprio il titolo
ha riferito alla finanza, scoperti 36 evasori totali. Nella rete delle fiamme gialle i titolari di piccole imprese, settori edilizio, manifatturiero ma anche occhialeria. L'imponibile sottratto al fisco ammonterebbe a 70 milioni. Daniele Dalvit. Guardia di Finanza, Belluno, oltre 3.000 interventi in un anno e mezzo, di Daniele Dalvit. Ci sono i controlli alla fiscalità e la lotta all'evasione fiscale, c'è il monitoraggio della spesa pubblica, ci sono le indagini economico-finanziarie contro il riciclaggio e la contraffazione, c'è l'attività di soccorso alpino e a caratterizzare l'ultimo periodo ci sono anche i controlli sui fondi PNRR e le Olimpiadi e Paralimpiadi. Alla vigilia del 252esimo compleanno della Guardia di Finanza, le fiamme gialle bellunesi tirano il bilancio di un anno e mezzo di attività dal gennaio 2025 a giugno 2026. Un periodo decisamente impegnativo con oltre 3.000 interventi complessivi. I numeri più significativi li assunti dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di Belluno, colonnello Francesco Azzori. Possiamo dire di essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, perché sono stati individuati quasi 70 milioni di euro di base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte dirette, 5 milioni di euro di IVA evasa, danni erariali per 2 milioni di euro. Occhio poi all'evasione e elusione fiscale internazionale che interessa le medie e grosse aziende con un focus sul transfer pricing, ossia lo spostamento all'interno dei grandi gruppi societari internazionali della base imponibile verso quelle nazioni in cui la tassazione è più leggera. Nei controlli sono finiti poi anche 36 evasori totali, 25 solo nell'area tra Feltrino e Valbelluna, e 81 lavoratori in nero o irregolari, ben 72 dei quali individuati nel Feltrino. Sul fronte del soccorso alpino, con le stazioni di Cortina e Auronzo, ben 314 interventi con 33 salme recuperate e una stagione estiva che vedrà rafforzato il parco mezzi grazie al comando generale e anche al fondo dei comuni confinanti. Due poi temi particolari di quest'anno e mezzo di lavoro. Per quanto riguarda la spesa pubblica, occhi puntati sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con 11 milioni di euro monitorati e 2 milioni di euro di frodi accertate. A questo si aggiungono poi controlli sull'utilizzo delle risorse pubbliche nazionali ed europee. Servizio completo nel GR delle 12.30, rimaniamo sulla prima pagina del Gazzettino, blackout telefonico, uffici paralizzati in mezza provincia, disagi a macchia di leopardo in Agordino e Valbelluna, cellulari fuori uso per ore. Bellunese isolato per un maxi blackout della rete fissa e mobile, guasto generalizzato paralizzato, le comunicazioni nei giorni precedenti era toccato al Comelico e alla vicina Sappada, insomma. Quello visto ieri è stato un giovedì di isolamento per migliaia di utenti in tutta la provincia. Il massiccio di servizio alla rete mobile dell'operatore Vodafone ha messo in ginocchio le comunicazioni in diverse aree del territorio. E invece il Corriere delle Alpi, che fa riferimento ad un altro disagio, ad un altro disservizio, ad un'altra pesante critica che arriva al servizio di Poste Italiane. Ancora una volta è il sindacato CGIL con Musolino che prende posizione e si fa riferimento in particolare a quello che succede nella Conca Agordina. Posta che si accumula, portalettere richiamati dalle ferie e sindacato che tuona per una situazione diventata insostenibile in Agordino. La SLC CGIL Venezia evidenzia la lista di uffici postali Agordo, Taibon, Cencenighe, Rivamonte, Gosaldo e Voltago, e Adriano Musolino, esponente sindacale, avverte che se è un punto dal non ritorno sarà scontro, considerato che neanche le multe di Agicom e le denunce per interruzione di pubblico servizio sono bastate a Poste Italiane per cambiare rotta. Postini richiamati dalle ferie perché si sta accumulando troppa corrispondenza, evidenzia Musolino, che denuncia la situazione e chiede a Poste di intervenire subito, visto che ormai chi va in ferie ha il terrore di andarci perché si ritrova una marea di lettere da gestire, problemi che si registrano anche nella zona di Gosaldo. Problemi ovunque, dunque hanno già preso denunce per interruzione di pubblico servizio. A questo punto Poste Italiane ne è convinto, Musolino vuole lo scontro. Staremo a vedere. Da Auronzo l'alpinista stremato, l'elicottero che lo salva col volo notturno, sloveno in difficoltà. Dal Ponte l'educazione dei figli, attacco in televisione sulla vicenda che vede coinvolto il figlio dell'assessore Dal Ponte nel pestaggio di un 46enne. Dalle opposizioni in consiglio comunale nessuno si era mai permesso nemmeno di discutere il ruolo di genitore del politico. Lo ha fatto Mario Conte, sindaco leghista di Treviso,
presidente dell'ANCI, in una trasmissione TV ha sferrato un attacco in piena regola. Beh, trasmissione TV, allora diciamola tutta, è Antena 3, il TG andato in onda ieri sera nell'approfondito servizio a firma di Stefano Bozzi. Lo trovate anche sul sito di Radio Più, nel giornale Radio Più di oggi. Il caso Dal Ponte titola Stefano Bozzi: il sindaco, le responsabilità non devono ricadere sui padri. Questo per chiarezza, quindi per chiarire che si tratta di una televisione, scrive il Gazzettino, si tratta del TG di Antena 3, ribadisce Radio Più. Sedico, telecamere e targa system nei piani del comune. Un comune più sicuro e tecnologicamente all'avanguardia per poter migliorare la prevenzione dei reati e la tutela del patrimonio pubblico. È l'obiettivo che Sedico si propone di raggiungere con una serie di interventi avviati nel campo della sicurezza, come l'installazione di sistemi avanzati di lettura targhe per il monitoraggio dei transiti e il potenziamento della videosorveglianza. Come tratta la Gordino, La Stampa, il Gazzettino, il caldo che divora il ghiacciaio della Marmolada, come si dice da tempo. Il Corriere delle Alpi invece con la Gordino la punta sulla polemica, sentiamola. Livinallongo, mentre la provincia di Bolzano usa la mano dura con le gare non autorizzate di macchine sportive sui passi, tentando così di arginare il fenomeno, è di questi giorni l'approvazione della legge che vieta questi eventi sopra i 1600 metri nelle aree dei parchi naturali, sul versante veneto e bellunese dei valichi, in particolare quelli gettonati intorno al gruppo in sella, vige il Far West. L'ennesima segnalazione della deregulation più totale che continua ad imperare lungo i tornanti, in questo caso tra Rabada e il Passo Pordoi, arriva da Davide Testor, gestore di un'attività ricettiva sul passo. Da ormai 3 notti, in un piazzale privato in prossimità della cima del valico, stazionano 3 furgoni che trasportano moto enduro e motard, spiega Testor. Durante il giorno, ma soprattutto la sera fino all'imbrunire, scorrazzano liberamente a tutta velocità con queste rumorosissime moto lungo i tornanti, creando, oltre che pericolo, un notevole disturbo per chi vuole godere del silenzio e della pace che dovrebbe offrire la montagna. E questo, accusa Testor, perché mancano totalmente i controlli. Ormai siamo schiavi di questa gente. Se li aggiungiamo alle macchine sportive che continuano liberamente i loro tour e le loro corse sui passi dolomitici, ormai qui non viviamo più. Ieri mattina, spiega, ho chiamato anche i carabinieri di Cortina. Purtroppo, continua Testor, se sulle proprietà private non ci sono gli appositi cartelli di divieto, neanche le forze dell'ordine possono far sgombrare chi bivacca e trasforma piazzole e terreni come punto di partenza per gare non autorizzate. Il fenomeno, esploso negli ultimi anni, offre lo spunto per una riflessione ed una considerazione. Quando una ditta qualsiasi che opera in questi territori deve chiedere le autorizzazioni per effettuare un lavoro che preveda ad esempio il movimento terra con mezzi meccanici, come potrebbe essere la costruzione di un nuovo impianto di risalita, deve presentare studi e controstudi sull'effetto che potrebbe provocare il rumore, tra l'altro con i moderni mezzi molto attutito, di uno scavatore che lavora per qualche settimana sul camoscio in cima al Pisboe. Ma nessuno, nella sovrintendenza della Fondazione Dolomiti UNESCO o qualsiasi altro ente, si è mai preoccupata di misurare i decibel di queste auto e moto, che hanno un impatto ben maggiore anche sulle persone e che ben poco portano a un turismo sostenibile rispetto a chi opera sul territorio, dà lavoro e crea economia. Da Livinallongo, per Radio Più, Lorenzo Solatroni. Davvero fa pensare, abbiamo visto migliaia di uomini e donne nei giorni delle Olimpiadi, del Giro d'Italia, carabinieri, polizia, guardia di finanza, e non si riesce a controllare un territorio? Non si riesce a controllare un passo? Un passo con la P. È possibile che si arrivi a questo, che le forze dell'ordine non riescano a mettere la parola fine alle folle corse in motocicletta, in auto, che si ripetono ogni notte e che vengono segnalate ogni notte. Possibile che succeda tutto questo in questa provincia? Corse folli in motocicletta, sono notti che scorazzano. Capretto in un diruppo recuperato dai pompieri. Capretto finisce nel diruppo e viene recuperato dai vigili del fuoco. Distaccamento a Gordino. Nelle prime ore della mattinata di ieri alle 10 i vigili del fuoco sono intervenuti a Ponte Alto. Un capretto era precipitato accidentalmente, è stato recuperato e riportato in strada. L'acqua non è invece potabile. Siamo a Collaz, c'è l'autocisterna, succede a Cencenighe. Furto sacrilego, restituite quanto rubato da Ponte nelle Alpi. Santuario di Righe.
gremito per la messa riparatrice Don Moreno in mezzo ai fedeli, chiede che i ladri si ravvedano. La statua è stata anche danneggiata. Nella pagina da Ponte nelle Alpi e dunque da Chiesa dal Pago, in questo caso la penna di Ezio Franceschini ricorda che mercoledì sera la comunità di fedeli ha condiviso numerosa l'invito a partecipare alla messa riparatrice post furto. Ed è ancora il Corriere delle Alpi che si occupa di giudiziari. A primo titolo messaggini a sfondo mistico all'ex moglie e al figlio piccolo: Dio controlli i tuoi pensieri, l'uomo è finito a processo per maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori. Dalla Valbelluna il Parco Selvaggio al Mis è stato ingaggiato un vigile in più, torna la decisione del comune, la valle va rispettata. Dove si vuole, le forze dell'ordine si trovano, con tanto di blocchetto per le sanzioni importanti per i comuni. Sospirolo, massima attenzione alla gestione della viabilità e dei parcheggi al lago del Mis. Mentre si punta a risolvere una questione annosa ancora aperta, l'installazione di semafori nelle strette gallerie tra Sospirolo e Gosaldo. Il lago del Mis è pieno, come in questi giorni rappresenta un punto di forza del turismo in Valbelluna. Allora, l'installazione dei semafori, se per caso ne avete bisogno, noi ne abbiamo una serie qui in Agordino che vanno da Cenceniglia a Canale d'Agoro, non so, potremmo prestarveli, potremmo regalarveli, perché la situazione è terribile ogni giorno, tanto a Cenceniglia con ciclisti e motociclisti che se ne fregano del rosso e passano col verde col rischio che ti arrivino sul cofano come i cervi lungo la 203 a Agordina. Poi ci sono i semafori per la Valle del Biois, fantastico, fossero almeno sincronizzati, ma nel 2026 l'intelligenza non è quella artificiale, purtroppo, in chi dirige i cantieri, e non ci arriva, non si fa, non si mettono i semafori com'è in città, sincronizzati, pare che ci voglia davvero molto. Prepariamoci ad un fine settimana dove, se non ci saranno i movieri, qualcuno movierà. Ci sentiamo più tardi. Purtroppo sono parole al vento e prepariamoci ancora ad ulteriori disagi. Funziona così. Avete ascoltato la rassegna stampa locale dal 1983, dal lunedì al sabato alle 8 del mattino. Più siamo, il programma di Marina. Più siamo. Invia i tuoi messaggi